Siamo qua a Piazza Cairoli, sentiamo i commenti. È un tipo tenace, Mariano duro, Ferro. molto determinato, però sarà molto difficile per lui spuntarla perché il potere è concentrato, quindi purtroppo in Sicilia non c'è questa cultura rivoluzionaria, ma come dice appunto bene Ferro, è una Sicilia ormai comodista, attendista. Quindi bisogna smuoverla, va. Bisogna smuoverla. I forconi ci stanno riuscendo, i forconi di Mariano Ferro, che dici? Tutto sommato. Tutto sommato ci riusciranno perché saranno costretti ad aumentare il livello di protesta, quindi ci sarà uno scontro più duro poi quest'inverno, credo. Va bene, grazie. Un messinese che ha commentato. Allora, com'è andato questo di Mariano Ferro, questo comizio elettorale? Sicuramente Mariano Ferro è una persona che comunque riesce a colpire la gente, chi le ascolta, col suo intercalare, col suo mettere quelle parole in siciliano nel modo giusto. E il discorso che ha fatto è pienamente condivisibile, sicuramente siamo in un sistema in cui la Sicilia è la vittima sacrificale. E i forconi rappresentano appunto un'alternativa anche perché vogliono scardinare questo sistema di potere che ci ha visto soccombere. Sicuramente è stato efficace il discorso che ha fatto, ha parlato bene e ha detto cose giuste. Va bene, grazie. Ragazzi, volete fare un commento? Come vi è sembrato? No, l'abbiamo visto, ora siamo arrivati. Volete fare un commento? Come vi è sembrato qua? No, io ora sto arrivando, quindi... Volete fare un commento? Come vi è sembrato quel comizio? Convincente? Troppo convincente, è la realtà della nostra terra, sì, siamo messinesi. Che ve ne pare quindi dei forconi? Il movimento che si può votare? Come? Certo, è perché rappresenta noi, i cittadini. Rappresenta i cittadini e anche la Sicilia in generale. Va bene, grazie. Allora, com'è andato questo comizio? Il comizio di Mariano Ferro è andato bene, perché lui riesce comunque a parlare in modo così semplice alle persone, in quelli che sono i problemi sociali di questa isola, di questa nostra grande e bella terra, però purtroppo la gente ancora non capisce bene a chi votare e cosa fare da grande, perché se dopo il 28 sarà sempre come il 61-0 di Micciche e Berlusconi, in Sicilia non si cambierà mai e si sarà sempre sudditi e continueremo ad essere persone senza anima. Noi abbiamo l'anima, noi siciliani abbiamo un'anima, abbiamo una grande storia che parte da Ducezio, parte da Euno fino ai giorni nostri. Se il popolo siciliano si vuole risvegliare lo può fare tranquillamente con una matita e che lo faccia in senso di cuore e che ci metta il cuore e non ci metta gli interessi, soltanto questo. Va bene, grazie.